Buon pomeriggio amici di Sportisili, un saluto qui da Marco Genduso per commentarvi la 16ª giornata del campionato di Serie C2 che vede affrontarsi Iato e Sicilia Futsal. Vediamo immediatamente le squadre davanti all'ingresso, poi finalmente potranno iniziare questa sfida. Partiamo come sempre dalle statistiche perché intanto possono dare sempre dei fattori interessanti durante questi 60 minuti di gara, perché al momento partiamo dunque dallo Iato, quinto posto in classifica, 31 punti, qualche punto perso nelle scorse giornate, ma chiaramente è una squadra abbastanza rimaneggiata. Sono infatti 82 i gol fatti, stiamo parlando di fatti del miglior attacco di questo campionato, invece soltanto 50 quelli subiti, dove risultano essere la quarta migliore difesa. Nel frattempo gli ospiti del Sicilia Futsal sono già in campo, stanno continuando il loro riscaldamento, una partita importante anche per la classifica. Si trovano infatti a metà classifica, 19 punti, settimo posto, 51 gol fatti, 2 in più quelli subiti, dunque 53, risultando l'ottavo miglior attacco, non un dato in realtà molto esaltante, ma soprattutto la quinta migliore difesa, che non è un dato da sottovalutare. Comunque una squadra che ci immaginiamo possa giocare in maniera molto quadrata, il campo è anche un campo abbastanza stretto, di conseguenza contenimento e solidità difensiva potrebbero essere due fattori importanti di questo match. Il Sicilia Futsal effettivamente si presenta con queste caratteristiche e può dare chiaramente fastidio ai padroni di casa dello Iato, che tornano in questo campo e tornano forse anche con tanto rammarico dopo la scorsa partita. Ricordiamo infatti sempre qui sui canali di Sportisili, trasmessa in esclusiva il match contro il Futsal Emili, terminato con il risultato di 5-4, una gara dove in realtà lo Iato forse per lunghi tratti avrebbe meritato qualcosina in più, sicuramente almeno un punto. Poi alla fine 5-4 sotto il verdetto del campo, e credo che quella sconfitta possa anche avere un po' influenzato la preparazione durante la settimana. Sicuramente un fattore che può influenzare questo match è l'assenza di Giuseppe Ricotta, giocatore molto importante, classe 2004, però c'è comunque il 10 Giuseppe Alami e poi tanti volti nuovi. Infatti troviamo con la maglia numero 11 Gaetano Napoli, poi con la maglia numero 8 Salvo Nania, Luigi Grano con la 4 e infine Mangano con la 2. Queste sono le new entry per lo Iato, che poi come sempre tra i pali avrà Giangrande, che è anche capitano, ricordiamo, sono sempre in due, Filippo Giangrande con la 1 e poi Giuseppe invece con la 6. Nel frattempo ancora qualche minuto prima di iniziare questa partita, il direttore di gara, il signor Davide Gaglio della sezione di Palermo, sta terminando il riconoscimento per i padroni di casa, è stato effettuato invece quello degli ospiti e poi finalmente inizierà questa sfida. Intanto continua il riscaldamento da parte del Sicilia Futsal con Liuzza, che sta al momento discutendo con Calandrino, con Graffeo e infine con la maglia numero 14 Alfonso Interisano. Però adesso credo sia arrivato anche il momento di vederli entrare in campo, e invece no, perché stanno rientrando nello spogliatoio in realtà ragazzi dello Iato. Dunque ancora un po' da aspettare. Gara prevista per le ore 15, siamo già alle 15:03, dunque piccolo ritardo. Nel frattempo a Palermo c'è veramente tanto caldo, questo può essere sicuramente un fattore della partita. Le temperature sono ottimali per giocare, però magari un po' di stanchezza in più potrebbe nascere. Nel frattempo vediamo da aprifila Grano e tutti quanti a seguire. C'è tanta attesa anche per un altro giocatore molto interessante che si è messo in luce chiaramente nella scorsa partita. Si tratta di Giovanni Torcivia. Un gol contro gli Emiri è una grandissima prestazione, soprattutto giocando molto da raccordo, recuperando tanti palloni. Adesso credo sia una delle partite più importanti per questo giovane calciatore, anche per dimostrare che in questo campionato può fare la differenza, o comunque può dire veramente la sua. Intanto Giangrande a dare il pallone al signor Gaio, sta controllando le reti e poi permetterà alle squadre di entrare in campo. Intanto noi come sempre vi mostriamo lo scoreboard, il risultato di 0-0, chiaramente poi come diciamo in ogni nostra diretta il cronometro partirà all'istante in cui il pallone rotolerà per la prima volta nel match. Tanto vengono avanti i due capitani con Giangrande che sta procedendo. Ed entrano in campo le due squadre con Giangrande, il direttore di gara Davide Gaglio, come dicevamo.
e poi con la maglia numero 8 Evola, altro capitano di questa squadra. Forse bisogna cambiare il pallone, questo è un po' quello che sembrerebbe essere da qui. Vanno avanti i due capitani, Evola e Giangrande. Vediamo chi avrà il primo possesso palla e invece chi sceglierà il campo. Il direttore di gara sta valutando con la classica monetina. Cambio di pallone anche di mister Giuliano, allenatore ma con un passato da giocatore molto importante. Ha iniziato, ricordiamo, la stagione con il Palermo Futsal Club, poi il trasferimento allo Iato, adesso questo doppio ruolo giocatore-allenatore. Adesso manca veramente pochissimo, scopriremo tra poco anche i primi 5 che inizieranno dal primo minuto. Sicuramente un giocatore che si candida a partire dal primo è Alamia, poi probabilmente possiamo ipotizzare anche Torcivia, Giuseppe Giangrande anche lì dietro, poi chissà che non parta Di Paola o forse anche Luigi Grano. Vedremo effettivamente quale sarà la formazione iniziale. Intanto Giuliano a colloquio con i suoi, dall'altra parte invece partono sicuramente Evola, Interisano, poi Antonino Totta e infine con la numero 6 Graffeo. Tra i pali confermato Calogero, Liuzza. Dunque questi sono i 5 del Sicilia Futsal. Dall'altra parte invece lo Iato si schiera con Giangrande, Torcivia, Grano e Alamia. Tra i pali sempre Filippo Giangrande, dunque possiamo dire di aver indovinato anche questi 5. Adesso bisogna vedere anche in realtà la posizione di Grano, perché sembrerebbe mettersi lì davanti con Torcivia e Alamia come laterali, Giangrande invece in difesa. Questo sembrerebbe la conformazione dei 5 titolari di mister Giuliano. Giangrande sta toccando i legni, forse anche un po' di scaramanzia per il portiere capitano, uno dei veterani di questa squadra, perché ricordiamo è partito tra i pochi alla Serie D ormai 3 stagioni fa. Dunque Grano sul punto di battuta, il signor Gaio si sistema e adesso guarda il cronometro, fischietto in bocca, adesso potrà iniziare anche questa sfida con questi 60 minuti di gara che ci separano dal verdetto finale. E dunque inizia la partita con il primo tocco di Grano dalle parti di Giangrande e adesso Alamia, Torcivia, la carezza con la suola, Giangrande, Alamia, vogliono subito gestire il pallone i ragazzi di casa. Alamia, palla che viene toccata, poi Totta allontana Evola, Giangrande invece lascia al fratello gemello e si appoggia Torcivia, cambia lato dalle parti di Alamia che prova a puntare, lo fronteggia Interisano, lui va da Torcivia, la controlla non benissimo, riesce comunque a servire il compagno Giangrande, Grano, perfetto con il smancino, Torcivia, Alamia, le finte, suolata, torna dietro Giangrande, esce sulla pressione, in questo caso Graffeo lo porta anche all'errore, dunque ritorna il pallone al Sicilia Futsal con Evola che serve Interisano. Evola, parte lui centrale, Interisano scarica e poi calcia con il destro ad incrociare, buona qui il suo tentativo, non l'ha presa benissimo in realtà, però fa bene a provarci. La prima conclusione di gara dunque arriva dopo soltanto 60 secondi. Torcivia, palla molto rischiosa, Alamia per Grano, vince il duello qui mentale perché con una finta di corpo ha allontanato il suo difensore. Alamia, Giangrande, sempre Alamia, non ha fretta lo Iato di imbastire un'azione. Grano la difende bene la palla, poi con il sinistro si appoggia da Giangrande, adesso Alamia, Torcivia, Sicilia Futsal che sembra veramente molto molto chiusa. Alamia vuole passare, Totta non è dello stesso avviso e l'ultimo tocco è stato proprio del 10. Totta torna dietro, Evola cerca lo spiro centrale, sa l'appoggio, Totta l'aggancia, poi riesce con il tacco a servire il compagno, qui l'eleganza del set. Evola vuole il taglio dei compagni, riesce a passare, palla sul secondo palo e la sblocca subito Interisano, palla perfetta di Graffeo ed è 0-1 il risultato, la sblocca dopo soltanto 2 minuti, palla al secondo palo,
e vantaggio del Sicilia Futsal. Subito vantaggio per il Sicilia Futsal, che trova il modo di portarsi sopra sfruttando un posizionamento difensivo non ottimale da parte dello Iato. Gara però che è iniziata da pochissimo. Grano vuole fare tutto solo, si appoggia, palla di ritorno per Grano, poi lotta Torcivia. Grano, c'è Torcivia in mezzo, Grano con il destro per il palo, e qui vuole subito rispondere così Luigi Grano con questo palo con il destro. Lo Iato però è una squadra che non molla. Di testa Giangrande, poi da dietro Graffeo un po' lo spinge, tutto regolare per Alamia. Graffeo ancora a rubare il pallone, scatenato il 6, poi Giangrande si scontra anche con il proprio compagno, poi Evola sbaglia il tocco, Grano col mancino, palla che rimane lì e Liuzza la blocca, ma la gara è veramente aperta a tutto. Evola con la punta ha provato questa conclusione, non è facile, però il campo, ripetiamo, è un po' piccolo, di conseguenza anche da centrocampo può essere una soluzione quel tipo di occasione lì. Torcivia, Giangrande, Alamia vuole il dribbling, cerca lo spiraglio con questo pallone tentato a scavalcare la difesa con Grano che stava per arrivare, però palla fuori e dunque rimessa dal fondo, 4 minuti di gioco. Alamia molto alto, poi cerca di allontanare Evola, Grano sul sinistro, l'ultimo tocco è sempre di Grano che riesce comunque a tenerla in campo, palla ancora al centro per Alamia e poi in spaccata Liuzza, perfetto nella sua giocata, poi Totta scappa in velocità, lo insegue Torcivia, lo salta, Totta scivolata di Giangrande e poi palla in rimessa. Qui un grosso rischio per lo Iato che comunque si salva. Alamia, Grano, ritmi veramente altissimi in questi primi 4 di gioco, ma ipotizzare che possano durare per 60 anche un po' difficile, però chiaramente non ce lo auguriamo perché è un grande spettacolo. Intanto Totta scarica su Evola, erano anche usciti bene dalla pressione, però il campo ha deciso di terminare, quindi possesso regalato allo Iato che potrà riportare il pallone dalle proprie parti con Torcivia e Giangrande. Alamia, Giangrande, palla per Alamia, la difende molto bene, si gira Alamia con la punta e poi si salva il Sicilia Futsal con questo contrasto di Totta, era uscito benissimo dalla pressione qui Alamia con il tacco addirittura, palla in mezzo, viene presa da Interisano che può puntare alla difesa, c'è Graffeo in mezzo, palla dentro e ancora Graffeo. Questi due stanno combinando di tutto, 0-2 risultato, gol e assist a vicenda e adesso veramente dura per lo Iato, però i minuti sono soltanto 5 e 26. 1-2 micidiale per il Sicilia Futsal che si porta sopra con il duo formato da Graffeo e Interisano, gol e assist a vicenda. Diciamo che hanno iniziato molto bene la loro partita. Dall'altra parte Alamia ha iniziato bene, anche Grano in realtà con un palo. Qui però gli eventi, gli episodi possono fare la differenza. Tanto si riscalda Nania che potrebbe fare il suo ingresso forse al posto di Giangrande, vediamo. Interisano vuole passare, lotta con Alamia, Torcivia, Grano con il sinistro, la tocca Evola. Qui forse Grano poteva andare sul mancino e calciare in realtà. Giangrande mette una pezza, Alamia con il tacco, adesso tutta la personalità del 10, uno dei pochi, anche lui, essere fin dal primo momento in questa squadra, anche dalla Serie D, la crescita è stata importante. Nel frattempo dall'altra parte si sta riscaldando Licausi che potrebbe fare il suo ingresso. Tanto intanto Nuccio con il sinistro vuole subito trovare la porta, anzi è Ingoia che si sta riscaldando, chiedo scusa, non Licausi. Nuccio per lontana senza battere allo stile, ma lo fa bene. Tanto ecco il cambio dentro Nani al posto di Grano e quindi va lì davanti, dunque dopo 7 minuti del primo cambio. Nel frattempo bisogna probabilmente ribattere questa rimessa. Si trattava di rimessa laterale e non dal fondo.
Torci via. Giangrande, Alamia viene anticipata ancora da un super interismo che calcia verso la porta e prende il ginocchio di Giangrande, poi prova a girarsi Torcivia che lotta contro Nuccio che fa una buonissima chiusura ed è rimessa laterale per lo Iato. 7 minuti di gioco. Alamia allarga per Giangrande, si ritorna poi sui piedi del numero 10 che al momento forse è l'uomo più in forma per lo Iato. 2 gol e una grande prestazione nell'ultima contro gli Emiri. Giangrande sempre per Alamia, palla al centro, Torcivia vuole subito calciare, viene respinto dalla difesa. Evola cambia gioco, va da Interisano a sbattere il pallone su Torcivia, poi Giangrande in spaccata contro Nuccio, fa un buon lavoro. Evola allontana la sfera, palla subito in rimessa dove Giangrande va immediatamente a prendere e lasciarla al fratello gemello che batte subito. Alamia adesso. Nania col tacco, non era una brutta idea in realtà, poi Alamia riesce a conquistarla comunque. Torci via sul destro, Nania vuole allargare il gioco, ci aveva provato il numero 8, poi tacco ancora, il secondo nel giro di pochi secondi. Giangrande, Alamia si gira col sinistro, calcia, super Liuzza, poi rimane lì nel pallone con Giangrande che ha provato questa conclusione, però la rimessa non viene concessa ed è ancora un altro cambio dentro Ingoia, fuori invece con la numero 14, un super Interisano. Tempo Giangrande cerca di chiarirsi con il direttore di gara che non è d'accordo sul suo prendersi questo pallone. Totta in mezzo a 2 maglie bianche, ne esce benissimo, lascia lì il pallone per Ingoia che rischia tanto in realtà con la pressione di Nania che è entrato anche bene in partita, bisogna dire, questi 2 minuti, primi 2 minuti della sua partita. Palla lunga di Liuzza di testa, poi cerca Nuccio con Giangrande che rimane giù. Ci auguriamo che sia tutto ok per il portiere. Poi si chiariscono i due. Torci via. Cambia tutto dalle parti di Giangrande, sempre Torci via. Si appoggia con l'esterno, Nania. Vuole il mancino e calcia, e Liuzza la blocca in 2 tempi. Buona qui la sua parata, una buona partita al momento anche per il portiere. Nania la mette giù, poi Torci via in mezzo a 2, riesce a passare molto bene qui Ingoia, poi Nuccio, deviazione di Torci via, palla che rimane ancora sui piedi del numero 8. Poi Alamia sul sinistro e calcia, viene chiuso ancora una volta da un super Evola, ma soprattutto da un super Liuzza. Palla al centro per Nania con il mancino e poi ancora una volta super Liuzza. Bisogna dire anche la verità, al momento il risultato vede il Sicilia Futsal sopra di 2 gol, però lo Iato forse in quanto a occasioni meriterebbe almeno il pareggio. Sarà quindi calcio d'angolo con Giuseppe Alamia che va corto sempre verso Giangrande che carica la conclusione, non la prende bene. Un mix forse tra esterno, collo e punta, non si è capito molto bene da qui, però sicuramente non l'ha presa bene e non in maniera pulita. Intanto va giù Nuccio su Giangrande, calcio di punizione per il Sicilia Futsal che può anche respirare. Ma Ingoia sul pallone, rimane giù Evola, invece rimane sopra dall'altra parte Nania con Torci via sulla barriera, anzi in barriera. Giangrande invece si prende Totta e Nuccio invece prende posizione dentro l'area di rigore, palla in mezzo, Alamia vince il rimpallo e poi non riesce a tenerla in campo. Fa giocare. Evola allontana sempre la palla, Giangrande con Nuccio, Totta scucchiaiata perfetta, Ingoia può rientrare, poi Torci via lo infastidisce nel momento probabilmente più importante. Palla in mezzo, cerca il secondo palo, poi conclusione da fuori, tentata da Nuccio. Torci via, metti tutti d'accordo, difendendo il pallone. C'è la pressione di Totta, riesce a passare con il mancino. Palla poi che termina in rimessa
Alamia la può portare in avanti, doppio passo, poi la rouletta di Alamia, subisce anche fallo, la chiede subito scusa Totta. Era comunque molto sportiva, bisogna anche dire la verità. Intanto è entrato in campo anche Michele Calandrino con Evola che si posiziona sull'esterno. Alamia, Giangrande, sempre Alamia. Intanto nessun uomo dello Iato si riscalda in panchina. C'è tanta attesa per Di Paola probabilmente. Nania vuole girarsi e si appoggia adesso su Alamia. Non c'è uno spiraglio, dunque Giangrande che si litiga un po' con il pallone. Torci via, Nania, buon lavoro qui, spalla alla porta, vuole il mancino, non trova però lo spazio, la porta con la sua, la sterzata ancora, Nania si appoggia, Alamia vuole il destro, finta anche da parte sua, poi lo raddoppia Angoia che insieme ad Evola riesce a portarlo lontano, dunque rimessa laterale. Hai ragione, qua ci stava. Giangrande torna dietro dal fratello gemello che poi cerca invece l'imbucata, non è corretta. Minuto 14 di gioco, anzi 13 e 40 secondi per essere più precisi. Ingoia va in mezzo a due, riesce a passare, Ingoia scivolata di giocata ancora, Ingoia palla sul secondo palo, poi due volte Alamia rischia tanto con la suola ma ne esce quasi bene, poi va giù Nuccio ed è calcio di punizione, fallo di Nuccio, si riparte dunque a 1000, Torci via, lo spazio sul destro si allarga, Torci via, calcia! E poi la respinta sempre di Liuzza, super Liuzza. E calcio d'angolo, anzi calcio di messa laterale, palla per Giangrande, la sponda e poi, anzi il velo, chiedo scusa. E conclusione di Alamia, calcio d'angolo, ancora mette le mani, sempre il solito Calogero Liuzza. Sarà il corner con Torci via sul punto di battuta. Schema per Alamia che impatta e poi Torci via la tiene in campo, ma forse solo per qualche istante. Poi il tecnico Giuseppe Giuliano chiama il timeout alla prossima interruzione, chiaramente sempre possesso per lo Iato. Nuccio lotta con Giangrande, alla meglio però il 6 dello Iato. Alamia, palla centrale, Nania calcia e poi ancora Liuzza, le sta prendendo praticamente tutte, che gara. Poi Nuccio poco in esperienza cerca il contrasto, poi Alamia lottano con Ingoia, gara adesso molto maschia, si continua a giocare Calandrino, poi con il braccio forse, ma si continua, Torci via, Calandrino allarga per Nuccio che cercava forse un contatto con Giangrande, però gioco che si ferma con Torci via che lascia il terreno di gioco a Gaetano Napoli, che fa il suo esordio adesso con la maglia dello Iato. Piccolo time out dunque, 0-2 risultato, una gara molto bella, aperta a tutti i risultati con ritmi sempre molto alti. Qui il tecnico del Sicilia Futsal invece a caricare i suoi ragazzi, ma anche Giuliano qui a dire a Giangrande forse di stare un po' più calmo. Nel frattempo Napoli sta parlando invece con Alamia e Nania per provare forse qualche schema, qualche giocata provata in allenamento, chissà. Vedremo in campo come Impattrello è il numero 11 che fa il suo ingresso adesso. Esce invece Torcivia che forse è un po' in ombra questo pomeriggio, un grande spolvero in realtà nello scorso match contro il Futsal Miri, però probabilmente il campo piccolo non piace al giovane numero 17, l'abbiamo visto molto meglio contro i Futsal Miri. Intanto si ritorna in campo con Napoli. Giangrande, Alamia la controlla, vuole il taglio di Napoli, poi Liuzza in due tempi riesce a sventare tutto, palla lunga di testa a Giangrande, poi la controlla Anania che guarda la porta di deviazione, Liuzza ancora, super intervento da parte del portiere, poi lontana, più lontano che può Calandrino, anzi Evola, chiedo scusa, ma si continua, Nania, destro, non preciso, come il mancino. Sempre Liuzza con le mani a cercare questa volta ripartenza dal basso con Ingoia che va lungo direttamente dalle parti di Giangrande. Adesso l'altro Giangrande, Giuseppe. Napoli la controlla con molta eleganza.
tocca con il sinistro, Alamia, il controllo, calcia con il destro, viene fermato ancora da Evola. Era super anche per il capitano del Sicilia Futsal. Alamia 1-2 con Nania, mette in mezzo Napoli contro la Napoli e poi Liuzza rimane in piedi fino all'ultimo e gli nega il primo gol immaiagliato. Nania con il sinistro viene murato però da Nuccio, buon ingresso anche per Nuccio. Alamia vuole girarsi, viene un po' spinto da Calandrino ma si continua. Napoli con il sinistro, finta, cerca uno spiraglio ma sbaglia il tocco all'indietro. Nuccio lo ringrazia, va verso l'interno, viene fermato da Giangrande. Poi Napoli ancora sbaglia il tocco e viene chiamato il time out dal tecnico ospite. Forse non è contentissimo di questo atteggiamento perché effettivamente Liuzza sta facendo una prestazione impressionante, tantissime parate, molte provvidenziali. Lo Iato non sta giocando una brutta gara, però Liuzza bisogna dare anche merito. Sicuramente lo Iato non è la formazione che abbiamo visto nella scorsa partita, nello scorso turno contro i Futsal Emiri, però grande merito va dato sicuramente al portiere e dunque c'è un po' da valutare anche con delle proporzioni un po' il merito di questa partita, però risultato comunque di 0-2 con il Sicilia Futsal che è molto cinica e che ha sfruttato quelle due occasioni che sono capitate con grande maestria. Nuccio prova la conclusione improvvisa col sinistro, molto defilato, però ha fatto vedere che con quel sinistro può fare anche queste giocate. Giangrande con l'esterno si appoggia a Napoli, intanto è entrato in campo anche Grano. Dopo i primi 7 minuti in campo, Grano allarga il gioco al sinistro, sbaglia tutto, poi Alamia vuole rocambolare il pallone sugli avversari, poi scivolata da parte di Giangrande e ingoia lascia lì il pallone, Calandrino saggiamente torna da Liuzza. Evola, palla centrale, controllo perfetto di Ingoia che sguscia via e calcia! E poi Giangrande la mette sopra la traversa, che occasione! Grande giocata di Ingoia, grande parata di Giangrande. Partita bellissima, risultato di 0-2. Sarà quindi calcio d'angolo per il Sicilia Futsal che continua l'ottima gara. Nuccio prova col mancino, un po' esterno, un po' interno anche. Conclusione sbagliata però del numero 3 che però è entrato molto bene in partita. Alamia cerca la giocata, è un po' stizzito, l'allontana. C'è intanto un altro cambio perché Nuccio lascia il terreno di gioco, rientra in campo Graffeo che stava veramente facendo molto bene. Grano sinistro, si libera Grano ancora e poi probabilmente un altro palo, ma forse anche una deviazione. Sarà calcio d'angolo con Napoli. Alza la sfera per Alamia con il petto. Giangrande lascia lì il pallone a Napoli, c'è vicino a lui Grano che vuole il pallone, torna dietro Giangrande, ancora Napoli, può puntare sulla velocità, è veloce anche Evola. Tanta sfortuna per Grano, 2 pali, ma un giocatore molto molto forte. Cerca il calcio di punizione ma non lo ottiene, poi Graffeo torna dietro, forse non una buona idea. E infatti poi la regala direttamente a Giangrande che la tiene anche in campo. Napoli, c'era il taglio di Alamia, palla alzata di testa, prova Alamia, Liuzza in anticipo e poi Grano mette una pezza. Poi sta per entrare anche Interisano al posto di Calandrino e poi Totta per Ingoia. Questi due cambi, adesso tanta tecnica in campo con Graffeo, Totta e Interisano. Nel frattempo qualche problema per i cambi, il signor Gaio sta perdonando, effettivamente sia Totta che Interisano erano entrati prima dell'uscita dal campo dei rispettivi cambi. Alamia per Grano, palla che adesso arriva sui piedi di Napoli, buono qui il dribbling, casca giù, calcio di punizione, fallo di Totta. Qui Grano ha sistemato il pallone, però non dovrebbe calciare, o meglio, Napoli probabilmente appoggerà per Grano, perché da lì col sinistro è un po' complicato riuscire a calciare. Forse è messo meglio Grano, che infatti lo sta guardando attentamente. Forse quasi a indicargli con gli occhi, mettimi la palla lì, perché voglio calciare io.
Napoli cerca invece la porta, non perfetto nell'esecuzione, era anche un po' complicato in realtà. Poi palla rischiosa e grande scivolata, fa 2-1, ma erroraccio incredibile da parte di Interisano. Grano ci ha creduto in spaccata da attaccante vero, fa 1-2. Totta nasconde il pallone, riesce a passare, poi scontro con Giangrande che non bada come mai allo stile, ma sempre sull'efficacia. Poi palla per Evola. Qui bisogna capire cosa avesse visto effettivamente Interisano, perché qui ha regalato veramente un gol. Ne ha fatto uno, ha fatto un grande assist, però qui l'errore è abbastanza da sottolineare. Alamia per Grano che vuole calciare con il destro, viene subito fermato, poi con il braccio forse Totta. Infatti calcio di punizione, non muore mai lo Iato, che adesso dopo aver riaperto questa gara è in un momento favorevole. Alamia però è il quinto fallo. E quinto fallo, dunque minuto 23, mancano 7 minuti, anzi 6 e mezzo per essere più precisi, e al prossimo fallo sarà tiro libero per lo Iato. E possiamo ipotizzare che per un eventuale tiro libero Grano abbia un mancino molto interessante, potrebbe dire veramente la sua. Ma intanto è calcio di punizione con Giangrande che calcia verso la porta, non perfetto, forse anche non la soluzione migliore. Poi Liuzza guadagna qualche secondo con esperienza, va lungo, va troppo lungo però. Giangrande, Alamia. Nel frattempo ancora panchina per Di Paola, ma anche per Mangano. Giangrande, Grano, destro-sinistro, Suola, prova ad appoggiarsi, non riesce a passare, poi la intercetta ancora Grano, scontro con Evola, poi mette in mezzo sul secondo palo, però il gioco era comunque fermo, scontro con Evola, forse irregolare. Sarà calcio di punizione con Evola che ha preso una botta forse alla clavicola, questa prima diagnosi. Napoli può puntare l'uomo, si appoggia poi su Alamia, c'è centrale Grano, viene anticipato ancora una volta, scontro in mezzo a due con Interisano che lotta da terra, riesce a conquistare il pallone, poi intervento magistrale da parte di Giangrande. Adesso si gioca veramente con tanti contrasti, poi Alamia va giù. Napoli, Giangrande, Alamia voleva probabilmente un altro intervento, poi Giangrande, Alamia la controlla molto bene sul destro, finta, classica giocata, Alamia in mezzo a due, poi viene allontanato, Totta la mette giù e fa un ottimo dribbling. Giangrande invece va direttamente in rimessa laterale, poi rimane anche giù. Con gli addominali. Poi c'è qualche incomprensione con Giuliano che mette un po' la pace, anche il signor Davide Gaglio chiaramente a farlo. Una partita tranquilla però con tanti contrasti in realtà, anche molti al limite. Poi Giangrande da capitano a dire ai propri compagni di giocare con serenità. Ecco Giuseppe Giangrande invece. Poi scivolata, non è riuscita, Interisano va sul secondo palo, Grano la tocca, palla che rimane lì e calcia Totta direttamente sui piedi di Grano. Poi il gioco è fermo, chiaramente fortuito perché Totta ha detto a cercare chiaramente il pallone, Grano l'ha anticipato, poteva starci forse il calcio di punizione, ma sicuramente non è stato fatto apposta. Tanto si continua con Alamia, però arriva anche un cartellino giallo per Francesco Terzo.
Alamia. Doppio passo, Interisano supera nel suo contrasto, poi calcio verso la porta. Giangrande in due tempi nega che questa palla possa arrivare anche in calcio d'angolo. Si riparte con Napoli, mette tutta la sua tecnica in campo. Alamia, per lui 27 minuti in campo. Interisano lotta nei due. Grano per Alamia, fa sempre un grande lavoro, nasconde il pallone, questa volta è fallo, questa volta è tiro libero. Sarà tiro libero, Alamia sta sistemando il pallone, però un'altra soluzione potrebbe essere Grano, che con il sinistro potrebbe dire la sua, però Alamia non è d'accordo, vuole calciare lui. Sta guardando attentamente Liuzza. Adesso c'è un silenzio tombale, tanta concentrazione. Alamia con il destro e non la prende benissimo, incrocia troppo con la precisione. E palla che termina fuori, minuto 28 e 34 secondi, manca un minuto e mezzo, ma sicuramente 2 minuti a recuperare per i time out e poi qualcosina per il gioco fermo. Sicuramente verrà recuperato. Ipotizziamo forse 3 minuti. Interisano cerca Graffeo. Questa volta non ne confezionano il gol, come invece è stato nelle prime battute del primo tempo. Napoli, Grano, buono qui il suo lavoro, sempre vuole nascondere come sempre il pallone. Poi scontro e calcio di punizione, fallo di Giangrande. Con Graffeo che chiede un cartellino. Palla dentro, palla che rimane lì e Giangrande invece cerca e ottiene adesso l'uscita da parte del fratello gemello, in questo caso Alamia. Giangrande poi cerca l'imbucata sul Napoli che non la controlla, anche per un ottimo lavoro da parte di Evola, che è anche l'ultimo a toccare in realtà. E dunque calcio d'angolo, minuto 29, 45 secondi, mancano 15 secondi, poi qualcosa da recuperare. Schema, Grano vuole il sinistro, invece va sul destro e calcia esterno della rete, ma Grano è sempre pericoloso sia con il destro che con il sinistro. Tanto rientro in campo Ingoia al posto di Interisano, che è uno dei migliori al momento, però forse il gol preso fa tanto. Intanto Grano sbaglia il passaggio su Alamia, era veramente solissimo. Ingoia poi allarga per Totta, poi Nombra, forse il numero 7. Ci si aspettava forse un po' di più da lui. Giangrande, Alamia, siamo arrivati adesso al minuto 30. Grano, destro-sinistro, nasconde la palla. Grano apparecchia per Alamia, poi scivolata tentata ma non riuscita. Totta con l'esterno, si appoggia, Ingoia, guarda la porta. Ingoia! Qui incrocia un po' troppo il 21 che forse chiedeva un passaggio su Totta che non è mai arrivato, perché si è visto che non ha calciato con tanta convinzione, forse chiedeva un passaggio. Grano vuole il sinistro, Evola fa una buona chiusura in un primo momento, poi sempre Grano, palla in rimessa laterale, battuta veloce per Alamia che fa gol, però la rimessa era blu. Palla lunghissima, Giangrande la blocca senza problemi, palla centrale, Grano, sempre un grande lavoro, viene molto servito, poi forse prende un intervento ma non per il direttore di gara, poi sportivamente Nuccio mette la palla fuori. Poi Grano chiedeva forse un calcio di punizione, anzi un tiro libero, perché questa cosa sarebbe stato un tiro libero. Poi gesto di sportività da parte del Sicilia Futsal, che nonostante il 2 contro 1 ha preferito buttare la palla fuori, un grandissimo gesto questo. Poi Napoli invece restituisce la sfera a Liuzza. Liuzza va a lungo per Nuccio che non aggancia e non riesce a spizzare di testa. Giangrande va subito dalle parti di Alamia, la controlla, vuole l'interno, poi si appoggia con l'esterno. Napoli anche lui cerca la giocata ma sbaglia. Nuccio è un 2 contro 1, c'è Totta, cerca invece la porta e invece si esalta qui Giangrande, però Totta era libero sulla fascia destra.
Calcio d'angolo, battuta corta per la conclusione di Evola, deviazione, ed è 1-3 risultato al minuto 32, una doccia freddissima per lo Iato adesso. Dai, va bene così, forza! Uno schema riuscito alla perfezione a liberare questa conclusione di Evola, che forse avrebbe calciato in realtà fuori, ma con una deviazione il tiro è diventato un gol e dunque 1-3. Napoli va giù con Totta, ma si continua. Poi Evola si ferma ancora una volta. Se il gioco è fermo, Napoli è giù. Ci auguriamo che sia tutto ok, chiaramente per il numero 11, che quando è entrato comunque ha messo quella tecnica in più, però forse manca ancora qualcosa allo Iato. Il campo sicuramente è un po' più piccolo, un po' ristretto, non lo aiuta probabilmente. Poi Grano con sportività restituisce il pallone, dunque Liuzza con le mani. Poi va lungo, ma va bene così per il primo tempo. 1-3 risultato in questa prima frazione. Dopo 33 minuti arriva il fischio da parte del direttore di gara. Squadre che vanno quindi all'intervallo con 2 gol di distanza in favore chiaramente del Sicilia Futsal. Intanto vi ringraziamo per averci tenuto compagnia. Come sempre vi diciamo di rimanere connessi, perché solo qui su Canale di Sportissimi il secondo tempo della sfida. A dopo. Se la Noia qualche ora fa ha vinto Sanremo, sicuramente non può avere la meglio tra due squadre che cercano l'una di congelare la salvezza e l'altra provare a conquistarla in questo finale di stagione. Amici di Sportisiri, buon pomeriggio da Francesco Camuca, ben trovati allo stadio Giovanni Aloisio di Misilmeri per la sfida tra Don Carlo Misilmeri e Accademia Trapani, 21esima giornata del campionato di eccellenza Girone A. Lo scambio con Iannazzo, poi Nolfo, palla lanciata ancora per Nolfo che si presenta in area, Nolfo al contatto, calcio di rigore. Comunque si presenta dal dischetto Secum contro Zummo, fischia l'arbitro la rincorsa di Secum, Zummo, poi ancora Secum, arriva sulla ribattuta e porta in vantaggio l'Accademia Trapani. Era stato bravo Zummo a sventare il calcio di rigore, il più lesto di tutti, Najib Secum. La punizione, la rincorsa di Romano, secondo palo, Ricciulli sforbicia verso l'area, Campanella la mette in calcio d'angolo, Maltese per Cerniglia, ora Pellegrino. Pellegrino con questo tiro fiondato, respinge Mistretta, palla che rimane lì, ancora Mistretta sul tiro masticato da Federico, cercato Guaiana, Guaiana poi la gira ancora su Cammareri, cross che arriva in aria, la girata di Agnello, blocca Zummo, c'è la punizione di Romano, pallone che spiove in mezzo, colpo di testa, la parata di Mistretta, il calcio d'angolo, se ne occupa Secum, pallone in mezzo Costantino, poi Secum ancora, crossa di prima, pallone messo fuori, tempesta col sinistro, palla alta. C'è la punizione per la Don Carlo Misilmeri, Romano, tocco per Pellegrino, tiro deviato, Mistretta la fa sua, controllo un po' difettoso, poi arriva Miliziano, ingresso in area, Miliziano al limite, Cerniglia cerca luce per il tiro, non la trova, poi gran palla per l'inserimento di Federico che calcia, il salvataggio, anzi no, la palla direttamente fuori. La punizione, Secum, scodella in mezzo, colpo di testa e c'è il raddoppio firmato da Perricone, ma fuori gioco, fuori gioco. La punizione per l'Accademia, fischia l'arbitro, Secum traversa, ma l'ha toccata anche Zummo, quindi calcio d'angolo. Era il cross, secondo palo, prova ad arrivare Pavisic, anticipo di Perricone, palla per Cerniglia, Cerniglia prova a liberarsi, Romano, zona tiro, ci prova Romano, Mistretta respinge Matera, gol ma in fuorigioco, fuorigioco. Può salire il capitano dell'Accademia, Cammareri,
arriva praticamente in area, ancora Cammareri, calcia Cammareri, palla alta sopra la traversa senza deviazione. Punizione di Zummo, Seccum di testa e l'arbitro fischia alla fine. L'Accademia Trapani espugna il campo della Don Carlo Misilmeri col punteggio di 1-0. Decisivo il gol su calcio di rigore di Seccum. Secondo minuto il Marineo si è portato in vantaggio. Ci scusiamo naturalmente per non aver potuto riprendere l'esecuzione del gol di D'Agostino di Peri. Nunes, conclusione, la parata da parte di Fagone che blocca a terra, veramente conclusione di Lovico Mario, tanto tempo dal 2019, quindi diciamo che era un po' impreparato su questo grosso. Intanto il colpo di testa da parte di Suarez, la parata da parte di Passaro, ex San Luca. Beleco prova l'1-2 con Torres, calcio di rigore. Vedete, avessimo il VAR in questo momento abbiamo potuto anche vedere dove è caduto Torres, fischia l'arbitro, parte Arenoso! Che rigore, che trasformazione da parte di Federico Arenoso, aveva anche intuito l'angolo Passaro, ma il rigore era veramente molto potente. Parte Maggio, la palla tagliata che sorvola tutto lo specchio della porta. Palla recuperata da Iantus, verticale a cercare Torres. Torres, attenzione, cartellino rosso, espulso Maggio. Un gratacagio Suarez, sterza, mette il pallone in mezzo a cercare Diallo, la palla passa a Torres! E il Ciacci! Santiago Torres! Il ruggito del Ciacci! 2-1! Parte il cross in mezzo, il pallone passa, Mantegna! Si impone Palma che manda il pallone in calcio d'angolo. Cambio della super giovane Castelbuono, parte lo Spiovete, il colpo di testa allontanato da Belecco e poi la conclusione provata da Mantegna, palla che si perde. Siamo tornati live intanto per commentare questo secondo tempo, risultato di 1-3 per chi si fosse sintonizzato in questo istante sui canali di Sportisili. Siamo sicuri che ci state seguendo fin dalle prime battute. Intanto il direttore di gara sta ancora discutendo con i protagonisti in campo. Sembrerebbe essere tutto ok, dunque si riparte con Napoli, Grano, Giangrande, Alamia e Giangrande tra i pali. D'altra parte invece Evola, Calandrino, Nuccio, Ingoia e tra i pali, forse il migliore in campo al momento, Calogero Liuzza. Pallone direttamente tra le braccia di Nuccio, però forse non pensa che il pallone sia ok. Adesso invece c'è un cambio di pallone, quindi però ci sono dei cambi con Torcivia e Nania dentro per Grano e Napoli. Questi due cambi, invece rimane in panchina ancora Carlo Di Paola. Adesso fischietto in bocca per il signor Davide Gaio che guarda il cronometro e adesso potrà far iniziare finalmente anche questi secondi 30 minuti che poi ci diranno il verdetto finale. Inizia quindi il secondo tempo. Evola, la tocca Giangrande, stava scontrando quasi anche con Torcivia. Nel frattempo mister Giuliano qui anche a dirci le tattiche della sua squadra. Intanto lo scontro tra Evola e Giangrande, ma è tutto ok. Giangrande allarga per il fratello. Dunque diciamo si gioca con una pressione molto alta. Credo che sia anche inevitabile questo risultato. Torcivia non ha spazio, Alamia, Nania vuole il sinistro e vuole calciare, incrocia anche bene. Liuzza era comunque in posizione, palla fuori, 1-3 risultato.
Poi cerca la conclusione Nuccio con il destro nel suo piede, però si era anche coordinato in modo interessante. Alamia vuole puntare la difesa, allarga adesso da Giangrande, palla in mezzo, Torci via, vuole girarsi ma non trova uno spiraglio, dunque si ritorna da Giangrande, la controlla, palla centrale, Nania si gira con il sinistro e poi Liuzzi ancora a mettere la mano, ennesima parata del portiere, ennesima anche conclusione da parte dello Iato. Alamia vuole dietro Giangrande che trova ancora modo di servire il 10. Giangrande, Torci via, vuole la velocità, salta l'uomo, ne salta due, poi trova i compagni in mezzo, la tocca sempre Liuzza ad allontanare, poi Ingoia è molto veloce, guarda la porta, vuole calciare, Giangrande non è d'accordo però, evita anche che la conclusione possa arrivare tra le braccia del fratello. Alamia intercetta il pallone, poi si ferma, perde qualche tempo di gioco, vuole un appoggio più largo. Nania, molto largo, fa un buon lavoro con il mancino, la palla sotto la suola incollata per Lotto che vuole il tacco, trova però il calcio d'angolo, forse il massimo da quella posizione, piuttosto defilato, forse una sponda in realtà. Nania alza per Alamia di testa Evola, poi palla ancora su Torci via, sul destro può calciare, tacco. Alamia si appoggia da Nania che calcia, palla che termina fuori. Ancora una volta un buonissimo lavoro da parte del numero 8. Liuzza, Giangrande in anticipo su Nuccio. Alamia, probabilmente il migliore dei suoi quest'oggi. Insieme a Grano però, chiaramente. Un gol di 2 pali. Torci via. Le finte, sbagliano una bocca Calandrino che si concede anche un buon dribbling. Calandrino sul secondo palo, pesca Ingoia e poi Giangrande supera con questa parata. Piero potrà fare probabilmente di più Ingoia. Torci via. Qui forse Torci via, se fosse andato giù probabilmente avrebbe conquistato anche un calcio di punizione. Ingoia. Nuccio vuole girarsi, lotta con Giangrande, adesso Torci via. Alamia, tra le casse 2005, ma grande giocatore. Nania vuole il sinistro, si apparecchia e calcia da solo, poi Torci via torna dietro, Giangrande, c'è largo ancora Alamia, ritorna invece da Torci via che può puntare l'uomo, prende forse un calcio ma si continua, poi palla che termina fuori. Evola con la punta per Nuccio, palla di torna ancora per Evola, si erano preparata benissimo i due, poi chiedeva anche un calcio di punizione, non ravvisato però dal direttore di gara, il signor Davide Gaio. Nania vuole girarsi con il sinistro, cerca la precisione. È la solita giocata questa da parte del numero 8. L'abbiamo visto più volte. Nania, non Nania, comunque accento sulla I. Ingoia è tallonato, poi va giù Nania, conquista anche un calcio di punizione, da lì potrebbe forse anche calciare perché ha calciato diverse volte. Vediamo se effettivamente potrà essere una soluzione da lì, però si allontana, adesso è Giangrande sul punto di battuta. C'è largo Alamia, ma ci immaginiamo, e infatti adesso Alamia sul pallone va con il destro con potenza, non con precisione. Liuzza, Ingoia vuole la giocata solitaria, lo falcia però Alamia. Sarà calcio di punizione con Giangrande che restituisce la sfera a Ingoia che la sistema. Buono qui il suo dribbling sulla linea di fondo, saltando Alamia e poi conquistando anche un calcio di punizione. Intanto Calandrino sul punto di battuta. Nania si sistema invece in posizione. Palla che passa per Evola che la piazza
Qui forse non una marcatura perfetta con Alamia che ha salvato tutto, ma c'era anche Giangrande in realtà pronto a intervenire. Nuccio, Evola, sempre per Nuccio che allarga, per Ingoia che calcia verso il secondo palo, palla che rimane lì, Nuccio ancora, e Giangrande super, poi Ingoia vuole una conclusione molto complicata così per spazzare questo pallone. Torci via, le finte 2 volte, non abbocca Ingoia, poi riesce comunque a passare in mezzo a 2. C'è largo Giangrande, lo serve adesso, si inserisce il 17, poi palla su Alamia, vuole centrale Nania, fa un buon lavoro, lascia lì per Alamia, poi calcia anche col sinistro. Liuzzala blocca e fa subito ripartire Nuccio, palla però non arriva sui piedi del numero 3. Alamia per Nania ancora, è sempre Liuzza, ma quante volte ha calciato il numero 8? Sempre Nania, Alamia vuole centrale Torcivia, si appoggia Giangrande, c'è largo Alamia e chiude ancora Ingoia. Qui Alamia un po' si lamenta col compagno, voleva che gli chiamasse l'uomo, così però non è stato. Poi Ingoia va giù, scontro con Alamia, calcio di punizione. Peppe temporeggio, lo picchio prossimo da ammonire. Andrà probabilmente Evola, però c'è anche Ingoia che potrebbe calciare da questa distanza, non è una distanza proibitiva, anzi tutt'altro. C'è largo e in avanti Nania che però va su Evola, quindi rimane soltanto Ingoia sul punto di battuta, che guarda la porta, va con potenza e qui respinge Giangrande, palla che rimane lì, Calandrino cicca la conclusione. Giangrande va subito su Torcivia, si riparte con ritmi sempre molto alti come dai primi minuti di gioco. Giangrande, Torcivia, la carezza con la suola, vuole rientrare, Torcivia e sul destro, vuole la velocità, Torcivia, calcia in porta, Liuzza blocca, ma c'era pronto a intervenire anche Alamia, poi Ingoia, scontro con Alamia, palla che viene tenuta in campo, poi salta Torcivia ma non Alamia, palla che rimane in campo, Torcivia è un 2 contro 2, vuole il destro, le finte, sterzata sul mancino, chiude Evola, che partita del capitano. Poi Ingoia cerca forse anche un contatto 2 volte, c'è passato Ingoia, salta tutti sul secondo palo, trova Nuccio che guarda la porta e calcia. Giangrande bravissimo qui con il piede a Didino. Per forse un cambio dentro Graffeo per Ingoia, buonissima gara per lui. Poi Nuccio cerca la conclusione non perfetta nonostante fosse sul suo piede forte. Tanto Calandrino da leader qui a guidare i suoi propri compagni, a tornare dietro. Alamia allarga con la punta su Torcivia, palla centrale per Nania che si allarga, Calandrino lo sta inseguendo praticamente ovunque. Alamia vuole il dribbling destro-sinistra, chiedeva forse anche un calcio di punizione ma non è stato ravvisato. Giangrande, palla ancora per Alamia, la controlla con il tacco e poi Graffeo super all'entrata della sfera, Torcivia destro-sinistro, non abbocca Evola. Poi Nania calcia con potenza direttamente dalle parti di Liuzza, poi Nuccio, scontro con l'avversario, palla poi direttamente su Liuzza, non va a lungo, Totta rientrato in campo adesso, ottimo quell'1-2, Totta va contro Giangrande, alza la palla e termina fuori non di molto, ma che giocata con Graffeo. Alamia, minuto 40 di gioco, vuole il centro del campo, viene fermato da Graffeo, poi Nuccio, scivolata di Alamia che questa volta però si becca anche il cartellino giallo, ne aveva fatti 2 nel giro di pochissimo tempo, adesso invece è giallo. Tanto fuori Nuccio, rientra in campo Interisano che aveva fatto veramente un grandissimo primo tempo, poi in realtà a colpa un po' del gol si può anche dare a lui perché ha regalato un pallone al suo diretto avversario, in quel caso Grano, che è scivolata molto bene, ha spinto la palla in porta. Totta cerca Interisano, palla che però non arriva
Si riparte con Alamia che vuole il dribbling, si appoggia su Nania. Palla non perfetta da parte del 10, che sta giocando una buona partita, però forse non riesce a duettare con i compagni come vorrebbe. Sì. Torci via. Nania con il sinistro entra dentro, salta tutti e poi palla che termina fuori. Aveva fatto per un grande lavoro qui. Poi è rimasto giù invece un giocatore. Si tratta di Evola, il capitano. Scontro con Nania. Graffeo, poi Alamia, scontro con Totta, si continua, Gian Grande alza ancora la spera per il colpo di testa di Alamia, quasi da calcio a 11 questo schema. Totta prova a girarsi contro due maglie bianche, trova adesso il compagno Interisano, il Torcivia rischia tanto e infatti calcio di punizione. Peppe, non te lamentare. Anche giallo per Torcivia. Ormai fischiamo. Calcio di punizione. È fallo, è normale. Con Totta sul punto di battuta c'è anche vicino a lui Graffeo, poi largo invece Interisano e più indietro Evola. I due si stanno adesso un po' confabulando qualcosa, forse uno schema, magari chi potrà calciare, vedremo. Se è Graffeo o Totta. Nel frattempo Graffeo è vicino a lui, invece Interisano è sul secondo palo, Evola invece è a rimorchio. Torcivia in barriera insieme a Giangrande, ne vuole due Filippo Giangrande, quindi il fratello e Torcivia. Adesso avanza qualche metro Giangrande, ma poi torna di nuovo tra i pali. E dunque Totta si è allontanato Graffeo, adesso è a rimorchio, vicino a lui invece c'è Evola, però probabilmente Totta cercherà la porta, col destro non è facile da lì, forse meglio un mancino, però vedremo. Totta va con il destro, va direttamente sulla zona lombare di Torcivia e palla poi che viene direttamente sulle braccia di Giangrande. Ecco Di Paola, è entrato adesso, tutto 43 di gioco al posto di Alamia, che è uscito dopo 43 minuti per la prima volta. Giangrande con l'esterno, Torcivia vuole il dribbling, non trova però nessuno. Nel frattempo è entrato in campo anche Mangano, maglia numero 2. 1-2, poi Di Paola cerca di lottare con Graffeo. Giuseppe, la prossima da ammonisci. Di Paola, Torcivia vuole nascondere il pallone, fa un buon lavoro, poi ottiene il massimo, il calcio d'angolo con Liuzza che restituisce la sfera. Palla dietro per Di Paola che prova la conclusione con il destro, non perfetta, però si presenta così Carlo Di Paola. 49 erano. Totta rischia tanto sulla pressione di Mangano che è molto sopra, poi riesce comunque a saltarlo. Totta salta anche un altro avversario, cerca il secondo palo, chiude invece Torcivia in anticipo. Minuto 45 di gioco, mancano 15 minuti alla fine di questa partita, risultato sempre di 1-3. Torcivia vuole l'ennesimo dribbling, poi Graffeo con il fisico non riesce a tenere il pallone. Giangrande c'è largo, sbaglia per pallone verso Torcivia, poi Totta, questa volta tocco morbidissimo con la punta, fa 1-4 e adesso è veramente durissima per lo Iato. Dai, continuiamo così con calma. Peppe, pensa a giocare, Peppe. Quindi errore da Non parte c'è di niente, Giangrande che ha servito Torcivia che non ha visto salire l'uomo. Poi un altro errore ancora di Torcivia, questa volta di Torcivia, poi Interisano con il destro, calcio soltanto con potenza, poca precisione. Torcivia, gancio delizioso, vuole il destro, calcia subito, anche lui un po' spinto. Giovanni, mettici la testa, Giovanni.
Il controllo, calcio Interisano dopo l'aggancio deliziosissimo di Graffeo che l'ha servito. Chissà se forse era un passaggio o magari semplicemente un aggancio. Di Paola, torci via, Giangrande, poi Di Paola vuole il dribbling e salta nello stretto, poi in realtà il diritto di gara ferma tutto perché poi era terminata in out. Liuzza va a lungo per Interisano con la testa, torce via con un pizzico di esperienza. E tutta la sportività da parte di Giuliano dello Iato che gettano la palla fuori con Interisano che non aveva entrambe le scarpe nei piedi. Poi palla restituita nel frattempo. Giangrande allarga, Di Paola, c'è largo Torcivia, la controlla con la suola, adesso si torna dietro, sempre Giangrande, ancora Torcivia, Di Paola, imbucata sbagliata, Evola la tocca, poi non insegue l'uomo, Interisano col mancino, e qui Giangrande fa una grandissima parata, si distende all'angolino, Torcivia, poi il contrasto con Interisano, Giangrande, Appoggia dettaglia. Mangano, scarica il pallone, adesso si inserisce, un po' troppo esterno però forse, Di Paola, palla che passa, Torcivia, fa un buon lavoro, poi Di Paola, vuole il dribbling, la giocata, palla in rimessa laterale, l'ultimo tocco è stato proprio di Totta. Minuto 48, mancano 12 minuti, Di Paola nasconde il pallone, sbaglia per il contrasto con Totta, che però commette fallo e dunque calcio di punizione. Giangrande, spazio per Di Paola, adesso Mangano, la controlla, vuole il doppio passo, vuole passare, poi cerca di arginare il contrasto avversario, poi Ingoia fa un ottimo ennesima giocata perfetta, salta tutti, Ingoia sul mancino, poi calcio di Ingoia, Giangrande super, poi Graffeo la controlla per Ingoia che smorza un po' troppo questa conclusione, palla alta, Giangrande lotta, poi un po' quasi da terra riesce a giocarla, Giangrande riesce a passare il pallone, Mangano sul destro, si allarga e calcia, esterno però. Ingoia la controlla da solo, vuole il dribbling su Di Paola, lo salta, poi conclusione verso la porta, deviazione, una grande partita per Ingoia che sicuramente è tra i migliori in campo quest'oggi. Totta, lotta, poi Graffeo con la punta, direttamente da Calogero Liuzza. Graffeo, buono l'aggancio, poi il dribbling a rientrare, Ingoia, sempre Erasmo Graffeo. Evola non perfetto nel suo aggancio, c'è comunque a servire il compagno, poi palla imbucata, sempre per il numero 8. C'è stata anche una deviazione in realtà, di Giangrande probabilmente, quindi calcio d'angolo con Evola. Poi calcio in porta, direttamente Graffeo con Giangrande che respinge. Poi palla dentro, Giangrande ringrazia e riparte lo Iato a 1000 con Torcivia e centrale dribbling, poi si appoggia ma sbaglia, Ingoia è un 2 contro 1 adesso, c'è largo Totta, riceve il pallone Totta, palla ancora dentro, Giangrande allontana, poi Mangano si appoggia subito su Di Paola, sempre molto tecnico ed elegante, Di Paola suolata, cerca di passare, poi si complica tanto la vita, si è andato un po' a chiudere in un vicolo cieco, ma riesce comunque a passare, palla però in rimessa laterale. Torcivia, poi Di Paola, Giangrande, sempre Di Paola, non è entrato male il 21 però, poi va giù con Graffeo, Giangrande, palla di ritorno sempre per Mangano, finta destro-sinistro, cerca l'interno, 2 volte con Graffeo super, ancora una volta poi Totta, scontro con Giangrande, sempre Giangrande.
poi Mangano, È cumulativo però, poi no? fuori Graffeo, dentro Nuccio. Adesso ci immaginiamo Nuccio lì davanti, con Totta invece più esterno. Nuccio, buon lavoro sul sinistro, può calciare Nuccio, mette sul secondo palo, chiude Mangano, poi non riesce Totta ad arrivare sul pallone. Di Paolo in mezzo a due, grande giocata, adesso serve Giangrande, minuto 51 di gioco. Torcivia sul destro, vuole calciare! Adesso anche un po' di sfortuna per Giovanni Torcivia però, si dispera. Si era coordinato benissimo, un tiro anche ben fatto. Liuzza questa volta probabilmente non avrebbe potuto fare veramente nulla, forse poco. Nel frattempo è rientrato in campo anche Grano al posto di Mangano. Durata dunque 8 minuti questa sfida di Mangano, non è riuscito però a incidere. Evola, Totta aggancia a seguire per l'esterno, ma in questo caso non c'era nessuno che saliva. Di Paola, palla imbucata, Nuccio la tocca, mette in rimessa laterale. Giangrande, per lui tutti i minuti in campo, tutti 52 al momento. Di Paola vola con la punta alla conclusione, viene fermato. Poi scontro tra Torcivia e Nuccio, palla per Torcivia. Giangrande, Di Paola vuole l'imbucata, poi Ingoia mette tutti d'accordo, cerca di autolanciarsi ancora una volta, l'ennesima volta Ingoia mette sul secondo palo, c'è Totta, l'aggancia contro il portiere, Totta sul primo palo, chiude un po' troppo questa volta il set, rimane sempre il risultato di 1-4. Giangrande, Di Paola, sempre Giangrande. Una volta Carlo Di Paola Muoviamoci, vuole siamo fermi. puntare l'uomo, poi Torcivia. Di Paola 1-2, Torcivia sul secondo palo, non ci ha creduto Grano questa volta, è rimasto un po' a rimorchio. Totta allarga il gioco dalle parti di Nuccio sul secondo palo, poi Di Paola non ci arriva forse con il tacco, vediamo l'ultimo tocco di chi è stato di Paola, dunque la toccata sarà rimessa per Nuccio. Palla dentro, la controlla Totta, poi lascia per Nuccio che calcia. Giangrande in due tempi fa subito ripartire De Grano, aggancio deliziosissimo di Grano che poi cerca il compagno, non riesce a passare il pallone, Totta lo salta e si riparte a 1000 per il Sicilia Futsal. Il tacco Evola, adesso si è complicato anche un po' la vita. Minuto 54, mancano 6 minuti. Torcivia si appoggia con l'esterno, Giangrande, adesso Di Paola, l'inserimento di Torcivia sulla destra, sulla sinistra, sulla destra invece c'era Grano. Torcivia torna dito da Giangrande, adesso Di Paola prova a liberarsi tra le maglie blu, poi trova anche una deviazione Di Paola, poi il tecnico invece chiama un time out alla prossima interruzione. Torcivia cerca di scaricare sul compagno, palla di ritorno e poi Totta ancora una volta ad allontanare, palla dentro per Grano, poi uno scontro con Evola ma si continua per il dietro di gara. Nuccio poi allarga il gioco, Totta riesce a sgusciare via, poi non con Di Paola, e l'ultimo tocco è stato proprio di Di Paola e quindi rimessa dalla Sicilia Futsal e piccola interruzione, time out. Mancano 5 minuti alla fine della partita, una eventuale vittoria in trasferta per il Sicilia Futsal molto importante, che ricordiamo sono 19 punti al momento, si andrebbe a quota 22, però al sesto posto c'è il Pioppo, quota 29, continua ad esserci una distanza abbastanza importante, 7 punti, però chiaramente vincere oggi potrebbe essere importante per la classifica, un po' meno chiaramente per lo Iato, che adesso è a soltanto 2 punti di distanza dal Pioppo. La prossima gara di campionato è proprio Pioppo contro Iato, quindi potrebbe esserci un sorpasso da parte della squadra giallo-verde o magari un allontanarsi per lo Iato. Chiaramente poi il campo darà il suo verdetto.
Il tempo sarà quindi rimessa laterale per il Sicilia Futsal con Erasmo Graffeo che batterà ed è dunque rientrato in campo per Ingoia. Resistiamo. Entra in campo anche Calandrino per Evola, che non vediamo. Calandrino. Anzi no, Evola è qui, dunque è uscito Totta dal campo. Risaniamo. Calandrino per Rennuccio, buonissimo il suo lavoro, non riesce a passare il pallone, poi sul mancino, torna dietro per Evola, che è stato preso anche un po' in controtempo, non ci è arrivato. Ringrazia comunque i compagni per l'idea. Grano, sbaglia il passaggio, palla che viene ribattuta, sempre Evola, non vuole fare fallo Grano. E infatti riesce a guadagnare anche una rimessa laterale, che è tutta l'intelligenza del 4. Poi Torcivia viene fermato, nel frattempo rimane in panchina Alamia. Probabilmente non lo vedremo più in questa partita. Ha fatto i primi 43 minuti, si sta anche forse un po' riposando. Ha corso tanto. Oggi l'avevamo detto, l'assenza di Ricotta probabilmente avrà influenzato tanto questo risultato, perché è un giocatore molto importante per lo Iato. Grano. Forse prende anche un contrasto di troppo. Però si continua. Di Paola. Gian Grande. Perché pensa a giocare, capito? Grano. Mi concentro a divertirmi. Di Paola, l'area del gioco. C'è Torcivia, palla sull'esterno. Fa un buon lavoro Grano, che con il mancino la controlla e tiene lontano Calandrino. Vuole girarsi. Sempre Grano con la punta. Trova e ottiene Di Paola. Grano. Destro per Di Paola, palla di ritorno ancora Grano, buona qui la giocata tra Di Paola e Grano, ma non è riuscito. Il 4 a calciare verso la porta e da quella distanza probabilmente avrebbe fatto anche gol, che è un giocatore che da lì non sbaglia. Di Paola. No, però capito. Torcivia. Significava che era prossimo all'espulsione. Gian Grande prova con l'esterno, adesso Grano un po' più largo sul mancino, calcia verso la porta, incrocia, ci prova, palla fuori. Minuto 58, mancano 2 minuti, poi qualcosa probabilmente da recuperare. Liuzza va a lungo, da Nuccio, spalle alla porta. Graffeo, prova l'anticipo Gian Grande. Evola, Nuccio, buon lavoro. Salta, commette fallo Gian Grande. Ed anche cartellino giallo. Calcio di punizione, va Evola, ma c'è anche Calandrino vicino a lui. Manca un minuto. Anche nella vita allora è così. Di te, lo devi sapere. Di quinto fallo anche. Dunque dal prossimo sarà tiro libero. Sono gemelli, il difensore. Sì, l'ha detto lui, gemello, la somiglianza fisica. Un po' più caldo. Calandrino sta guardando attentamente la porta. Chissà che non calci proprio lui. Potrebbe essere una soluzione, vediamo. Invece, infatti, Calandrino con la precisione in realtà prende però sul polpaccio, in questo caso Di Paola. Palla Quello impazzisce per come gioca. direttamente in calcio d'angolo. Le finte, Evola con il mancino, Gian Grande respinge. Poi lascia lì al fratello che invece allontana la sfera con tutta la potenza in corpo, scaricando però addosso a Calandrino e quindi rimessa laterale. Torcivia, doppio passo, salta l'uomo, Torcivia, lascia lì la palla. Di Paola, prova la conclusione di incrociare, buono quel tiro di Di Paola, però ancora una volta Liuzza, super. Gian Grande, poi blocca addirittura Liuzza, molto sicuro. Poi Nuccio la tocca, Calandrino, c'è la sovrapposizione di Nuccio, lo serve adesso, Gian Grande chiude, palla un po' fosse telefonata. Di Paola, c'è il largo Grano, riceve adesso col mancino, la carezza, va sul sinistro, calcia Gian Grande, anzi, chiedo scusa, calcia Grano e invece respinge e blocca addirittura Liuzza.
minuto 60 e 40 secondi, però c'è un intervento irregolare, si batte rapidamente. Di Paola allarga per la conclusione di Torcivia, la prende forse un po' troppo con l'esterno. Adesso siamo al minuto 61, manca pochissimo, ma non ci siamo accorti. Adesso no, un minuto, questo è il minuto di recupero. Dunque terminerà la gara al minuto 62, mancano 50 secondi. Torcivia, Giangrande, palla dentro per Grano che prova questa giocata a fare scorrere il pallone con il mancino a toccarla e per poco non gli riusciva. Poi Calandrino, fa una buona giocata qui con esperienza. Poi Ingoia chiedeva forse un tocco con il braccio. Nuccio, Graffeo, Calandrino 1-2, Torcivia fa anche un piccolo blocco. Giangrande avanza per Torcivia che può fare l'ultimo tiro della partita, vediamo, lascia il pallone, la chiude e poi va bene così, finisce la partita dopo 62 minuti, vittoria per il Sicilia Futsal con il risultato di 1-4, una partita veramente molto avvincente con entrambe le squadre che hanno giocato un buon calcio e con ritmi impressionanti, però ad avere la meglio è stata la formazione ospite con questo colpo in trasferta, andando a quota 22 in classifica. Noi intanto vi ringraziamo come sempre per averci tenuto compagnia. Qui da Marco Genduso di Sportisir è tutto, vi ringrazio e alla prossima.